L'ipotesi è questa: tampone rapido direttamente in aeroporto o al porto per chi arriva, obbligo o suggerimento di presentarsi al drive-in per chi viene in treno o in auto. Si valuta poi la possibilità di rifare il test dopo 5 giorni dal rientro e l'obbligo di registrarsi sul portale dedicato della regione. Sono alcune delle misure proposte dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale al governatore Nello Musumeci, che nelle prossime ore valuterà un'ordinanza per dare il via all'operazione rientri. Il rischio di un nuovo esodo verso il sud è un fatto reale che non può non destare preoccupazione, ha detto Musumeci, anticipando di aver chiesto ai tecnici di stabilire contromisure da concordare prima con il Ministero per disinnescare la bomba rientri. La regione stima che nel periodo natalizio possono tornare in 60.000, a tanto ammonte il numero di persone che si sono registrate sul portale dedicato Coronavirus Sicilia nei mesi del primo lockdown, 37.000 dei quali sono studenti universitari fuori sede, cui vanno aggiunti professori e lavoratori pendolari. Anche se, ragionano fonti vicine al presidente, molti di questi si trovano già nell'isola, complici lo smart working e la didattica a distanza. In una fase delicata come questa è il timore dei tecnici del Comitato Tecnico: un esodo di massa da regioni dove l'indice dei contagi è ancora alto rischia di mandare all'aria i risultati faticosamente conseguiti, che hanno segnato il calo dell'indice RT sotto la soglia critica di 1, tanto più che, come segnala il report di monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, la Sicilia è ultima in Italia per capacità di tracciamento. Solo per il 63% dei positivi viene infatti svolta una corretta indagine per risalire ai contatti stretti. In questo quadro la platea potenziale di 60.000 rientri fuori controllo rischia di far implodere il sistema di sorveglianza. Se questa campagna di screening natalizia sarà la strategia ufficiale per affrontare il rientro di studenti e lavoratori fuori sede per le vacanze, lo si saprà con certezza nelle prossime ore, quando il presidente della regione Musumeci firmerà una nuova ordinanza. Intanto però sono già partiti sopralluoghi in porti e aeroporti dell'isola. La gestione dei controlli negli scali aerei sembra più facile da gestire, più complicata è invece l'organizzazione nei porti. Probabilmente ci sarà una postazione per ogni nave per effettuare il test a chi scende, sia a piedi che in auto. Ma c'è sul tavolo l'ipotesi di esentare dal controllo chi presenta un certificato che dimostri di aver effettuato un tampone molecolare nei giorni precedenti. Servirebbero troppe postazioni invece per la gestione della campagna di screening nelle stazioni. La soluzione più accreditata è quella di coinvolgere chi arriva nei drive-in. Di sicuro la Regione vorrebbe coinvolgere i medici di base per un'azione di monitoraggio e controllo diretto sulla popolazione. Tra i provvedimenti in arrivo, la delega ai medici di famiglia a disporre decreti di quarantena e di fine isolamento, finora a carico dei dipartimenti di prevenzione.